Buongiorno e ben ritrovati, è giovedì 5 novembre, ci rivediamo questa sera alle 21:05 a Ring su Tele4, cominceremo con un'intervista al presidente Massimiliano Fedriga. Ieri arrabbiatissimo per i ritardi di questi criteri per i quali si definivano regioni gialle, arancioni o rosse, adesso lo diciamo, quindi questa sera ci vediamo alle 21, così come sempre anche ieri abbiamo approfondito alcune tematiche. Vedo che ha avuto grande eco il video di Roberto Marcato, ospite a Ring l'altra sera, invece a commento delle parole di Crisanti, che anche oggi parla perché ieri era in commissione al Senato. Ci arriveremo a tutto con ordine. Quali sono le nuove regole? Adesso vabbè, ci sono tutte le differenze, le definizioni, lo sapete, le regioni gialle sono tutte, qui sembra strano rientri tra le gialle la Campania. Oggi un po' i vari quotidiani spiegano e declinano quali sono i 21 criteri, mi pare sia anche sul Corriere del Veneto, per intenderci, dopo lo guarderemo. Ma comunque fondamentalmente Sicilia e Puglia sono regioni arancioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria sono le regioni rosse. Qualche quotidiano dice che oggi già c'è una nuova rivisitazione dei criteri, ma comunque dureranno 15 giorni. Andiamo a vedere l'apertura del Gazzettino di oggi. Questo è Nord-Est giallo, da domani i divieti. Ricordate che comunque i vari divieti, come per esempio anche il coprifuoco, vedo che qualcuno è convinto che serva solo nelle regioni arancioni e rosse da e per le quali non ci si può muovere, non ci si potrebbe muovere se non per giustificati motivi anche da comune a comune. È convinto qualcuno che l'autocertificazione serva solo per quelle regioni, in teoria anche nelle gialle, dove dalle 22 alle 5 c'è il blocco, quindi questo cosiddetto coprifuoco. Non lo volevano chiamare coprifuoco, ma coprifuoco l'hanno chiamato. Non lo volevano chiamare lockdown, ma lockdown è diventato quasi nelle regioni rosse. Il Veneto evita la stretta più dura, così invece la Tribuna, un po' i quotidiani del gruppo Gedi. Vi faccio vedere il titolo più o meno simile anche sul Piccolo, che vedo che oggi cita, senza dire che Tele4, alcune parole pronunciate chiaramente ieri sera da Massimiliano Fedriga nel nostro telegiornale. Ma vabbè, Friuli Venezia Giulia, zona gialla, evitato il blocco, alt ai musei, la notte tutti a casa. Friuli Venezia Giulia a zona gialla, perché come il Veneto ovviamente è zona gialla, ma questo l'avevamo ampiamente previsto. Ieri il mistero, sono regioni gialle, sono regioni verdi, sono arancioni, non si capiva più niente, e fino alle 20:20 noi non abbiamo capito. È partito puntualissimo il Premier nella sua conferenza stampa. Fino alle 20:20 di fatto non sapevamo quali regioni fossimo in quale area, e qualcuno mi diceva: ah, ma i dati li comunicano le regioni, è facile, Adriano sulla pagina Facebook, ma non sono le regioni che comunicando quei dati sanno matematicamente in quale colore vanno a finire, perché poi è un'elaborazione che tra Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute viene fatto. Covid, Veneto in zona gialla. Vabbè, sono oggi un po' scontati questi titoli, ovviamente, perché era la cosa più importante da comunicare poi oggi anche ai nostri cittadini e telespettatori. Ieri ha colpito molto il fatto che ci sia questa decisione, questa proposta, idea, insomma, del governatore Zaia di arruolare i veterinari, e qualcuno dice di no, qualcun altro dice attenzione, certo siamo disponibili, non è un grosso problema, però rischiamo l'abuso di professione. Vedo che ora, dopo aver tra l'altro chiesto proprio ai veterinari nella prima fase dell'emergenza l'utilizzo dei respiratori, perché erano identici a quelli per gli umani, diciamo per l'uomo, quindi quelli erano stati presi dai veterinari e messi a disposizione dell'eventuale emergenza, dovessero tornare, dove fosse poi cresciuta ulteriormente la curva delle terapie intensive, quindi avremmo utilizzato anche quei respiratori. Oggi 2450 veterinari del Veneto potrebbero fare anche i tamponi, quindi arruolare anche loro per fare i tamponi. Eccoli qua i criteri, 21 parametri che, come vi dicevo, è il Corriere del Veneto, come molti altri quotidiani, a riepilogare oggi. Numero di casi per mese in cui è riportato il comune di domicilio, numero di casi notificati per mese con una storia di trasferimento o ricovero in terapia intensiva, numero di casi per mese con storia di ricovero in ospedale, numero di sintomatici con data inizio sintomi per mese su totale casi sintomi nello stesso periodo,
tempo tra data inizio sintomi e data diagnosi, indicatori della tenuta dei servizi sanitari, numero di casi confermati di infezione con indagine epidemiologiche, sono tantissimi, e l'RT calcolato sulla base della sorveglianza integrata, sono tanti criteri, questi 21, che dovrebbero portare a definire il colore delle regioni. È quello che ha fatto arrabbiare il presidente della regione Lombardia Fontana, che dice stanno utilizzando criteri vecchi. Ieri sera Conte su questo ha detto è chiaro che risalgono a qualche giorno fa, ma sono stati aggiornati, cioè ha trovato un escamotage. Ci sono regioni, mi pare il caso della Valle d'Aosta o di altre, un po' più in confusione, Piemonte per molti di questi criteri, che non comunicano i dati da giorni, da settimane, dicono della Valle d'Aosta. Quindi questo problema oggettivamente c'è anche da parte del Ministero, che poi deve elaborare uno scenario orrenda. A proposito, c'è l'autocertificazione, ho già detto, anche per le regioni gialle dalle 22 in poi, questo sì l'abbiamo detto. Terrificante una piazza San Marco che si è praticamente svuotata, anche il caffè Floriana è chiuso e accatasta le sedie, e quindi resta solo ormai Mission Impossible, quindi il cinema, e poi quando parliamo di Venezia, che non è Disneyland, no? Come spesso si dice, ok, solo cinema, come vedete c'è il virus più forte, ha battuto questa città in questi mesi, che si deve per forza risollevare. Palù e Viola sul Corriere del Veneto, mi pare, e dicono Palù abbiamo perso tempo, ora bisogna fare attenzione, il problema erano i mezzi pubblici. La Viola invece dice bene il coprifuoco, per esempio, perché altrimenti ci si radunerebbe nelle case. Bene anche dice che i negozi restino aperti, perché così, ecco, le persone hanno qualcosa almeno da fare invece di poi rinchiudersi nelle case. Due cose molto rapide. Crisanti in commissione al Senato, vabbè, non dice niente di che rispetto al solito, a parte annunciare già la terza curva, ma questo l'avevamo già detto. Sui tamponi rapidi un po' lima la sua visione, dice non li facciamo per lo screening all'interno degli ospedali, non li utilizziamo all'interno degli ospedali e delle case di riposo, ma magari per screening ampi, cioè il caso voi immagino, possono andare bene. Quindi insomma non dice che non sono attendibili, ma lo fa intendere molto bene ancora una volta. E poi il professore in commissione: fare i tamponi sufficienti, strumenti informatici e test più accessibili in tutto il paese, molti più tamponi, insomma la solita linea che lui ha spesso ribadito. Questi sono i dati che oggi riporta il gruppo GEDI. Noi avevamo anticipato qualcosa nei giorni scorsi anche con la Fondazione Nord-Est, ma sul Veneto no, non sono questi, sono questi dove il PIL crolla del 10%, turismo, moda e vino sono i settori che maggiormente pagano, cioè mentre il resto del paese ha circa un calo del 9,6%, il Veneto scende di 10% del PIL finora nel 2020. Una flessione dell'11,9% nei consumi delle famiglie e del 12,8% per investimenti. Si stima che il PIL nel 2019 sia cresciuto dello 0,5%, il secondo trimestre chiude con un calo meno 0,6%. Vabbè, ma insomma non ci confondiamo. Altri dati: il 29,1% delle imprese, 430.266 venete, l'8,4% del totale, è riuscito a rimanere in attivo per tutto il periodo. Il 32% ha bloccato l'attività, ma ha potuto riprendere prima del 4 maggio grazie ai codici Ateco. Il rimanente 38,9% ha visto una sospensione dell'attività almeno fino al 4 maggio. Il 40% delle imprese venete tra marzo e aprile ha ridotto il fatturato di oltre il 50%. Un ulteriore 12,6% non ha fatturato tra aprile e maggio, fase nera del Covid. Così per raccontare un po' il quadro. Oggi c'è il caso Boron, era presidente della quinta commissione della commissione sanità in regione. Questa commissione sanità andrebbe, per volere di Zaia, della maggioranza, a Sonia Bescacin. Boron si offende, ci sarebbe un blocco da parte di Marcato, Bitonci a questo ruolo nuovo che potrebbe ricoprire ancora, ma che invece non gli viene assegnato a Fabrizio Boron. Quindi allora era con lui che ce l'aveva marcato, avevamo ragione, non lo so, quando si sfogò così in diretta con Antena 3, ma insomma Boron rifiuterebbe il ripiego che è la presidenza della Commissione Cultura, e quindi oggi verranno assegnate tutte le presidenze delle commissioni tranne quella della cultura, il caso diciamo all'interno della maggioranza in Veneto. Ci vediamo stasera a Ring e sul sito ferdinandovarino.it. Ciao!